Fine settimana di grande esodo estivo che si apre però con una buona notizia. Da questa mattina è stato sospeso il cantiere di riqualificazione dello spartitraffico centrale nel tratto tra Redipuglia e l'Isert della A4, una decisione già preannunciata da Autostrade Alto Adriatico e che trova quindi conferma in queste ore con questa azione che consentirà ai veicoli in transito di continuare a circolare sulle due corsie di marcia, ma a larghezza normale, non da cantiere, e con la presenza della corsia di emergenza. I lavori verranno ripresi tra circa un mese al termine della stagione di esodo e controesodo. Per domani, sabato 9 agosto, è previsto un volume di traffico di circa 190.000 mezzi con bollino nero sulla A4 in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio, con probabili rallentamenti nel tratto a due corsie tra San Donà di Piave e Porto Gruaro, agli svincoli in direzione mare e in uscita alla barriera di Trieste l'Isert. In particolare è previsto il transito complessivamente di circa 45.000 veicoli in uscita all'Isert, Redipuglia e Villesse. Domenica 10 agosto, giornata da bollino rosso, sempre in A4 e sempre in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio. Nel frattempo c'è da registrare che anche il primo fine settimana di agosto, il 2 e il 3, è andato in archivio nonostante il maltempo, con traffico da record, più 3% rispetto al sabato omologo di un anno fa, ovvero 193.000 transiti, e più 11% nel corso della domenica, ovvero 181.000 transiti. Si conferma quella che è un'estate da record, visto che a giugno si è avuto un più 8% rispetto a giugno di un anno fa e a luglio più 4%. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 16 alle 22 di oggi, dalle 8 alle 22 di domani e dalle 7 alle 22 di domenica.